Vaccinazione obbligatoria, il direttore generale dell'ULSS 2 convoca le scuole materne per un faccia a faccia, obiettivo dotare la linea morbida con le famiglie non in regola e consentire di finire l'anno scolastico. Non vuole pagare il conto al bar, 35enne albanese, semina il panico in un locale sulla Feltrina, il titolare picchiato brutalmente, minacciato, l'aggressore arrestato dalla polizia. Corsa a Casugana, Luca Zai e Giancarlo Gentilini stamane a Treviso per la presentazione dei candidati della lista a loro nome. Intanto un sondaggio dà per appaiati nei consensi di sfidanti Conte e Manildo. Presentazione della lista anche per il Movimento 5 Stelle che ha scelto simbolicamente come luogo il giardinetto di Sant'Andrea. Partiamo da qui per rivoluzionare la città, dicono. Presidio di protesta davanti all'edificio di Conegliano dove potrebbero arrivare i migranti. Il timore dei residenti, questo luogo rischia di diventare una bomba a orologeria. A Zero Branco cresce la preoccupazione per la diffusione della droga tra i giovanissimi, appello del sindaco alle famiglie perché vigilino soprattutto sulle ragazzine che abbinano lo sballo con il sesso già a 14 anni. Partiranno a piedi lunedì mattina a destinazione Trento, sono i 15 alpini del gruppo ANA di Preganziol, pronti alla marcia di 136 km verso la dunata nazionale delle Penne Nere. Nuova puntata della rubrica del sabato dedicata ai vostri oggetti legati alla Grande Guerra, oggi vi raccontiamo la singolare storia di una lampada portatile. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati all'edizione trevigiana dei nostri telegiornali e in primo piano torniamo a parlare della questione vaccini. Sono giorni importanti e sono giorni di dibattito, questi dopo la fine, il termine per le famiglie non in regola, l'abbiamo raccontato in questi giorni anche di caos e di polemiche e la posizione dell'ULSS sul nodo vaccini è continuare con l'opera di convincimento delle famiglie e intanto far finire l'anno scolastico ai bimbi ancora scoperti. Per questo lunedì il direttore generale dell'ULSS 2 convocherà le scuole d'infanzia per un faccia a faccia e per chiedere elasticità. Sentiamo. Vaccini e permanenza a scuola dei bambini che frequentano le materne per cercare di superare l'imbarazzo che vivono famiglie e asili di fronte alla norma secondo cui i piccoli non vaccinati dovrebbero rimanere a casa a solo un mese dalla fine dell'anno scolastico. Interviene la direzione dell'ULSS 2 che lunedì convocherà le scuole d'infanzia per predicare buonsenso. Il direttore generale Francesco Benazzi invoca elasticità, la stessa che ha chiesto ai suoi collaboratori, quelli che dovrebbero andare a verificare l'applicazione della legge. Siamo a fine anno. Io sono convinto che lavorando ancora con le persone riusciamo a recuperare un 30-40% di persone che oggi sono contrarie alla vaccinazione. Prossimo anno scolastico ragioneremo, vedremo e ovviamente nel momento in cui questi non accetteranno di fare le vaccinazioni terranno i figli a casa dall'asilo. E alle scuole Benazzi chiederà la medesima comprensione nei confronti delle famiglie. Essendo a fine anno dobbiamo avere un po' tutti un'elasticità per capire ed aiutare ad agevolare e a fare un'educazione nei confronti delle famiglie che oggi ritengono che la vaccinazione sia poco utile. L'ULSS cerca dunque di temporeggiare per non penalizzare innanzitutto i bambini che d'improvviso si troverebbero esclusi da scuola, in base a una legge che il presidente della regione Zaia continua a criticare duramente. Ricordo che come regione proponevamo modestamente un decreto per portare questi bimbi della scuola dell'infanzia 0-6 anni fino a fine anno scolastico, ci hanno detto che era una roba inammissibile. Però prendiamo atto che il decreto Lorenzin prevede che i bimbi 0-6 anni se non sono vaccinati se ne devono andare a casa. I 6-16 anni scuola dell'obbligo possono restare tranquillamente da non vaccinati a scuola. Allora io mi chiedo, come fa qualsiasi genitore, è pericoloso oppure no? Non era pericoloso adottare il nostro sistema, la non coercizione, il dialogo con i genitori e avere quel modello che aveva solo il Veneto del vaccino facoltativo dialogando con i genitori. La cronaca ora ci porta a parlare della violenta aggressione, ancora una volta in un bar lungo la Feltrina, bloccato e arrestato dalla polizia, una 35enne albanese che verso mezzanotte, attorno a mezzanotte, ha aggredito violentemente i titolari cinesi del bar Sole, appunto lungo la Feltrina, 2 passi da San Liberale. L'uomo si trovava nel bar con la figlia, ha cercato di allontanarsi senza pagare, venendo però fermato da una commessa. A quel punto l'uomo, alterato dall'alcol, ha iniziato a inveire pesantemente contro i gestori del bar, che l'hanno poi lasciato andare per evitare problemi. Però l'uomo è tornato poco dopo nella struttura con in mano uno spadino, prendendo subito una birra senza pagarla nuovamente, poi insultando e aggredendo con dei pugni al volto il titolare del bar, puntandogli anche al collo
la bottiglia per poi allontanarsi e far perdere le sue tracce dopo aver seminato il panico nel locale. Fuga che è terminata quando una volante lo ha intercettato poco distante. Nella sua auto peraltro sono state trovate anche diverse carte di credito rubate. L'uomo è già noto alle forze dell'ordine per recitazione, minacce e detenzione abusiva di armi. Accuse ancora più pesanti invece quella di violenza sessuale per uno dei più noti PR in azione nelle discoteche tra Treviso, Padova e Venezia. L'accusa è quella di violenza sessuale nei confronti di una ragazzina di 16 anni. Era andato a casa di un amico nell'Alta Padovana dove erano presenti alcuni ragazzi che stavano tranquillamente chiacchierando in giardino. Il PR, molto conosciuto nelle discoteche del trevigiano, padovano e veneziano, è entrato in casa ed ha trovato una ragazzina di 16 anni. L'ha avvicinata e l'ha palpeggiata e baciata, nonostante la resistenza della giovane che si è divincolata. Il re della notte a quel punto ha deciso di desistere e se n'è andato dalla festa mentre la sedicenne, in lacrime, ha raccontato tutto ai genitori. Da qui la denuncia. Ieri il giovane 22enne è stato condannato a 2 anni di reclusione, inoltre dovrà risarcire la vittima con 8.000 euro ed i genitori di lei con 2.000 euro a testa. Il legale del PR ha già annunciato di voler presentare ricorso in appello. La difesa in aula: con quella ragazza ha avuto una relazione sentimentale ma aveva paura di dirlo ai genitori, ma i giudici lo hanno condannato per violenza sessuale. Fra l'altro il ragazzo non è nuovo a questi episodi, sulla sua testa pesa un'altra accusa per lo stesso reato, una quindicenne che aveva incontrato la baita al lago Castelfranco. Stessa situazione, l'ha avvicinata, l'ha palpeggiata tentando di avere un rapporto sessuale. La sua resistenza lo ha fatto desistere. Per questo fatto è attesa la sentenza per il 12 giugno. Ancora una discoteca, stavolta un parcheggio di una discoteca a San Biagio di Callalta e due giovani che fanno razzia di quanto trovano nelle auto ma vengono arrestati. Hanno svaligiato 4 auto nel parcheggio della discoteca Supersonic di San Biagio di Callalta. In un caso, con una carta bancomat rubata, hanno prelevato a un vicino sportello 150 euro. Ma i 2 ladruncoli non hanno fatto i conti con il pressante controllo che i carabinieri mettono in atto nel fine settimana all'esterno del locale e sono finiti in manette. È accaduto nella notte, verso le 3 del mattino. I 2, un veneziano di 20 anni e un serbo di 27, entrambi residenti a Favaro Veneto, incensurati, sono stati sorpresi dai militari dell'Arma dopo aver scassinato le 4 macchine da cui avevano rubato borse, giubbotti, portafogli. In un caso, come detto, sono riusciti a trovare anche il PIN della carta bancomat effettuando un prelievo di contanti. Sono stati arrestati con l'accusa di furto aggravato e indebito utilizzo di carte di pagamento. Non avendo precedenti, l'autorità giudiziaria ha disposto per entrambi i domiciliari in attesa di comparire davanti al giudice per la convalida dell'arresto. Adesso apriamo la pagina politica cittadina e parliamo ovviamente della corsa cassugana che entra sempre più nel vivo, a poco più di un mese dall'appuntamento con il voto. Stamane la presentazione dei 32 candidati della lista Zaia Gentilini in appoggio a Mario Conte. Dovremo lavorare fino al 10 giugno con l'idea che ci manchi un voto per vincere e questo deve essere il nostro tormentone, dobbiamo cercare questo voto. Giancarlo Gentilini capolista, i suoi fedelissimi Giuseppe Basso, Sandro Zampese, Pierantonio Fantona, Armando Mazzobel, Vittorio Zanini e poi gli intramontabili Mirko Visentini e Toni Dotto e ancora l'ex grillino Alessandro Gnocchi, l'avvocato Fabio Capraro, il presidente dell'associazione 7 Aprile Antonello Aurelia. In una loggia dei 300 affollata la presentazione dei 32 nomi della lista Zaia Gentilini, quella che promette il 10 giugno di far man bassa di voti. Non ho bisogno dei nomi, io ho bisogno di gente che va in tutti i posti e che non ha paura di nessuno. Come Gentilini non ho mai avuto paura per 22 anni. Zaia e Gentilini in campo per Mario Conte, il governatore scherza col futuro sposo che convolerà a nozze, ha svelato in un paesino dell'Emilia Romagna. Non avevamo nulla da fare, io come sapete non ho niente da fare tutto il giorno. Gentilini si ha un impegno, il nuovo Renzo e Lucia ha promesso sposo, eccolo qua. 6 liste per Conte, forse 7 se Enrico Renosto proporrà una sua squadra, troppe secondo qualcuno. Ad oggi la coalizione che è in campo è composta da 6 liste, se ci saranno altre forze che vorranno sostenere il nostro progetto si faranno avanti. Oggi presento queste 6 liste orgogliosamente. Intanto l'Istituto di Sondaggi Scenari Politici ha diffuso un'indagine tra 800 trevigiani da cui risulta che Conte e il principale avversario, l'uscente Manildo, sono vicinissimi nei consensi, 42% per Conte, 41,5% per Manildo.
Dalla lista Zaia Gentilini stiamo sempre nel centrodestra a quella di Forza Italia, presentata anch'essa stamane. La passionaria storica Letizia Ortica, il consigliere uscente Davide Acampora, l'ex segretario della Lega Giorgio Granello, il dietologo Angelo Motta sono alcuni tra i 32 candidati della lista di Forza Italia che fa del ticket Mario Conte Andrea De Checchi il simbolo della corsa a Cassugana. Le aspettative sono alte, la nostra lista è una lista davvero molto buona a mio parere, assolutamente eterogenea nella sua composizione, con ben rappresentati i generi, ben rappresentate le professioni, ben rappresentate le età, quindi devo dire una lista molto competitiva. Abbiamo presentato una lista in ordine alfabetico senza dar la precedenza a nessuno, anche se qualcuno avrebbe potuto pretenderla. Tutti hanno fatto un passo indietro, ripeto, per il bene della città, per il bene di Forza Italia e per il bene veramente del territorio. Tantissimi giovani, anche un pizzico di storico con la mia amica Letizia, quindi mi sembra che siamo ben rappresentati e c'è questa voglia di dare alla città un governo che riprenda in mano le fila dopo questa breve parentesi che non è stata molto fortunata per la città. Città che deve aprirsi al territorio, dice il consigliere provinciale Roberto Fava. Venendo meno quel ruolo che le province hanno avuto prima di diventare enti di secondo livello, le città capoluogo devono essere veramente un traino per tutti i comuni. Forza Italia, che ha battuto i pugni al tavolo regionale, ha mantenuto fino in fondo l'alleanza con il Carroccio. Credo che noi abbiamo mantenuto i patti fin dal primo momento e credo che questa sia davvero la coalizione giusta per portare a casa Treviso, che a oggi è il punto di partenza e quello più importante. Sono tornato sul campo di battaglia, rivedendo e quindi riconsolidando certe prerogative su prospettive che mi sono più affini. Un partito estremamente organizzato, con gente davvero competente, positiva, e ho trovato un bel gruppo. Io sono veramente carico e molto contento di aver fatto questa scelta. Da Forza Italia al Movimento 5 Stelle, anche il Movimento 5 Stelle stamane ha presentato la sua lista e l'ha fatta scegliendo i giardinetti di Sant'Andrea per la presentazione di questa lista, una zona difficile della città, confermata anche dal singolare siparietto con i senza fissa dimora che bivaccano quotidianamente sulle panchine frontesile. Vediamo. Il parco è di tutti. Il parco è di tutti, quindi è suo ed è anche mio. Anche io ho il mio diritto di parlare. Stia buono, il parco è anche mio. Anche io ho il mio diritto di parlare, ma non di fare la conferenza. Devo chiamare i vigili? Bisogna dare atto al Movimento 5 Stelle di aver scelto con coraggio uno dei punti difficili della città per presentare la propria lista. E questi momenti di tensione con i senza fissa dimora ne sono la quotidiana testimonianza. Abbiamo deciso di fare la presentazione qui perché riteniamo che questo sia un luogo da cui può ripartire il centro di Treviso e un luogo che è stato abbandonato a se stesso. Abbiamo detto tante volte che secondo noi i Giardini di Sant'Andrea sono un posto molto bello, basta girarsi, siamo affacciati sul Siria, siamo in pieno centro, ma purtroppo non vissuto dai cittadini. Del resto la panoramica di oggi pomeriggio conferma uno spettacolo non certo esaltante per mamme e famigliore, con i senza fissa dimora che ad un certo punto sembravano addirittura infastiditi per la presenza del gazebo. Io portavo per il nostro partito, non mi interessa, però ho visto che alla fine non avete fatto niente, tante parole e basta. Ok, speriamo che costruiste qualcosa per noi, per quelli che sono per strada. Okay. Attorno al candidato sindaco i volti della lista, tanti debuttanti pur essendo date un po' attivisti. La gran parte delle persone che fanno parte del nostro gruppo lavorano con noi da parecchi anni, poi strada facendo si sono aggiunte altre persone ovviamente, quindi è un gruppo che si è formato diciamo spontaneamente nel corso degli anni. E a dimostrazione della spontaneità ecco la presentazione della lista alla stampa, in copia unica e compilata a mano. Grillini che non rinnegano il fallimento nel 2013 della propria rappresentanza con l'allora candidato Alessandro Gnocchi. Noi sappiamo di aver fatto un bel lavoro in questi anni, anche se siamo stati fuori dal Consiglio Comunale. Quando abbiamo ritenuto che fosse il caso di allontanare delle persone, l'abbiamo fatto seguendo quella che secondo noi è la coerenza rispetto ai nostri principi. E dai Giardinetti di Sant'Andrea al Parco Uccio di Santa Bona per la presentazione di un'altra lista, quella di Treviso Civica dell'attuale Presidente del Consiglio Comunale Franco Rosi e a sostegno del Sindaco Manildo. 3, 2, 1, Perché questo slogan? Perché al centro dell'azione amministrativa politica oggi ci deve stare la persona. Noi vogliamo che la città torni a vivere
in tutti i suoi quartieri. Abbiamo avviato un processo che sta andando benissimo e quindi ora lo vogliamo completare. Oggi presentiamo i 32 candidati e presentiamo anche i primi punti di programma. Qualche nome, qualche particolarità? No, non c'è un nome, c'è una squadra compatta e forte. Perché avete scelto questo parco? Il parco di Santabona abbiamo scelto perché siamo a sinistra, abbiamo l'intervento ormai definito della messa in sicurezza della strada di Santabona Vecchia. A destra abbiamo il nostro obiettivo, che è la rigenerazione dell'ex polveriera. Quindi abbiamo scelto una cosa fatta e una che ci piacerebbe fare e ci siamo posti nel centro. Nel primo tempo abbiamo fatto molto, nel secondo faremo molto di più. Nel primo tempo abbiamo nei primi 3 anni imparato, e poi abbiamo una frequenza molto maggiore di provvedimenti, capacità di aver attratto moltissime risorse, adesso ci sono soldi, idee e competenze per fare un secondo tempo addirittura migliore del primo. Allora andiamo a Conegliano, dove stamane c'è stato il presidio di alcuni residenti organizzato dalla Lega Nord. Il tema è sempre quello, l'arrivo, il temuto arrivo dei migranti in un edificio scelto dalla prefettura. Non sono ancora arrivati, ma è già salita alta e forte la protesta dei residenti per dire no all'arrivo di una 50ina di richiedenti asilo nel condominio Angelica in Viale Italia. Una zona dove regna il degrado, gli spacciatori che fanno da padroni di giorno e di notte, la prostituzione a pochi passi. Rischio di chiudere la mia attività, dice a telecamere spente la farmacista. Ha investito tutto e spostarla da un'altra parte non è così facile, così anche per gli altri pochissimi locali. Non è una questione di razzismo, è una questione di sicurezza. Questo posto qui, o questo stabile, ha avuto dei problemi. Qualche mese fa è stato chiuso dalla questura il locale per motivi che non sto qui a spiegare. Quindi diventerebbe, non so, un ghetto. Vedo gli italiani che arrivano con la macchina e i neri che le danno la roba. Però io sono stata anche picchiata dai neri. Una zona dove i problemi non mancano e l'arrivo degli immigrati, tuonano i residenti, aggraverebbe la situazione. Questa mattina a presidio della Lega, proprio davanti al condominio che si trova in uno stato di assoluto degrado. In degrado, esatto. Questa non mi sembra una zona adatta per portare altra gente, perché qui c'è un problema, che la gente ha paura a vivere in questi posti. È già una zona, come ci hanno detto anche i residenti qui, degradata, che presenta dei problemi. E quindi secondo noi non vanno aggiunti dei problemi e degli altri problemi, questo è il punto principale. È l'inizio di una protesta che non terminerà, dicono i cittadini, vanno trovate zone meno problematiche e più idonee. Un allarme sempre più preoccupante, quello della prima volta di giovanissimi per quanto riguarda sesso e droga, un allarme che arriva anche da Zero Branco. Purtroppo sì. Purtroppo dobbiamo dire che già dalla terza media ci sono problemi di assunzione di droga. Giovani, giovanissimi e droga. Cresce la preoccupazione della comunità di Zero Branco per la diffusione di stupefacenti tra i ragazzi delle scuole medie. A confermarlo il sindaco, che fa un'analisi chiara della situazione. Di accertati sono alcuni casi, ma fanno parte di gruppi di amici che progressivamente si stanno spostando, giocando un po', ecco, non rendendosi conto. 15-20 casi. Tanti, troppi per un'unica comunità in crescita nella fascia giovanile. Infatti il comune di Zero Branco è l'unico a saldo attivo nella popolazione, con un incremento dei giovani che si attesta intorno al 20% della popolazione. Tutti italiani, in gran parte veneti e trevigiani, sono circa 2000 i minori, di cui una ventina già alle prese con la droga, ma anche con il sesso precoce e relative conseguenze. Una situazione seguita oltre che dalle forze dell'ordine e dall'ULSS, anche dai servizi sociali del comune. Ma non basta, ed è per questo che il sindaco lancia un messaggio chiaro a tutte le famiglie della sua comunità. Sono fragili, sono molto fragili e non fanno da vedere niente, state un po' più attenti, cercate di essere un po' più vicini, non opprimendo, ma lasciando anche vivere un po' di libertà, ma seguiteli un po' di più. E in particolare alle famiglie che conosco e che so, anche un messaggio di speranza, ce la faremo, ma dovete avere un supplemento di attenzione. Nervesa della battaglia, Preganzale e Monastiera sono alcune delle tappe del nostro telegiornale dopo la pubblicità. Rieccoci in studio, telegiornale di Treviso. Come sappiamo il Giro d'Italia è iniziato ieri e oggi la vittoria tutta veneta del veronese Viviani nella tappa odierna, ma la Marca attende
con ansia la tappa che la vedrà protagonista con l'arrivo a Nervesa dalla battaglia del 18 maggio. Allora siamo stati a Nervesa per vedere che aria si respira. Il manto stradale appena rifatto, gli striscioni rosa stesi sulle terrazze, le biciclette sulle rotatorie, drappi rosa ovunque ed una gigantografia ad hoc allestita davanti al municipio. A Nervesa tutto è pronto per ospitare il Giro d'Italia. Venerdì 18 maggio la 13ª tappa della Corsa Rosa arriva qui. È un sogno che si sta realizzando per il mio comune di Nervesa della Battaglia, quello di avere un evento sportivo di carattere internazionale, perché il Giro d'Italia è visto in 5 continenti, ma è un sogno che si sta realizzando in un momento particolare della nostra comunità di Nervesa ed è quello delle commemorazioni dei 100 anni della battaglia del Solstizio. Connubio tra sport e storia che amministrazione comunale e comitati sportivi hanno voluto sottolineare, suggerendo agli organizzatori il disegno del finale di tappa. Certamente io ho chiesto all'organizzazione del Giro d'Italia di cercare di predisporre un percorso in modo tale che i ciclisti potessero appunto passare vicino a questi monumenti e rendere gli onori ai caduti della Prima Guerra Mondiale. Dopo il primo passaggio a Nervesa, infatti, i corridori imboccheranno la strada panoramica del Montello, sfiorando il Tempio Ossario, per poi immergersi nei luoghi della battaglia del Solstizio. Cippi, reperti, monumenti e toponomastica. Qui tutto ricorda i combattimenti della Grande Guerra, in una sorta di percorso a tappe lungo la storia. Santa Croce del Montello, Santi Angeli, quindi discesa lungo la dorsale fino a Bavaria, a lungo fino ad Arcade e poi arrivo, quasi certamente in volata, lungo questo rettilineo. No, non voglio fare pronostici, mi piacerebbe naturalmente che la tappa di Nervesa fosse vinta da un italiano. E adesso l'altra attesa di questi giorni è per la Dunata Nazionale degli Alpini a Trento dall'11 al 13 maggio. Le penne nere del Veneto e le penne nere della Marca si stanno ormai preparando al grande evento e c'è chi si prepara mettendosi già subito in marcia. Lunedì mattina infatti un gruppo degli alpini di Preganziola, della sezione ANA di Preganziola, partirà in marcia verso Trento a piedi per raggiungere la città a piedi e fare 136 chilometri. Su bei monti che noi saremo. Andranno a piedi i 15 alpini del gruppo ANA di Preganziola alla 91esima Dunata Nazionale di Trento, ben 136 km. La partenza è prevista per lunedì mattina alle 8:30, ma prima di mettersi in marcia le penne nere si recheranno al cimitero di San Lazzaro a Treviso per andare a salutare il loro maestro del coro ANA e compagno Angelo Smeazzetto, scomparso nel 2010 proprio a ridosso della Dunata di Bergamo. Un modo per ricordarlo e portarlo con il cuore e con l'anima con loro fino a Trento. È il mio grande amico e il mio grande maestro di canto. A seguirli ci sarà Rino che a bordo di un'Ape Car li rifornirà del necessario per proseguire il cammino e raggiungere in tempo la Dunata Nazionale. Io li seguo con l'Ape perché non posso camminare, perché loro hanno bisogno della sussistenza. Ci intende panini, cose varie, sotto mezzogiorno, a seconda dell'orario. L'arrivo è previsto prima dell'11, quando si aprirà ufficialmente con una cerimonia la 91esima edizione della Dunata, in una città che si troverà in un attimo assediata dalle penne nere, fra allegria, colori e tanta festa. E questi canti ci riportano anche alla memoria ovviamente la Grande Guerra. Oggi è sabato e quindi nuova tappa del nostro viaggio nella memoria della Grande Guerra, negli oggetti della Grande Guerra, e questa sera vi parliamo di una speciale e particolare lampada portatile. Questo è un oggetto normalmente avevano quasi tutti i soldati, questo è austro-ungarico, fabbricazione austro-ungarica. Avevano questo oggetto per illuminare la sera, per vedere qualcosa, cosa che mangiavano, soprattutto cosa mangiavano dentro nella loro gavetta. Una lanterna per dare un po' di luce alla vita in trincea. Ritrovata in una soffitta dopo oltre 50 anni di oblio, mostra la fame di chi la Grande Guerra voleva dimenticarla. Si apre così, al libro, diciamo così, viene chiusa, qua viene messo la candela. Non so che invece l'assalto con questi, non davano assalto, questi penso che sia roba praticamente di retrovie, non proprio in prima linea. Fa specie sentire gli scatti delle cerniere e toccare le lamelle d'ottone e questi vetri, pensando a chi utilizzando la sua luce riusciva a mangiare, ma anche scrivere e forse leggere qualcosa. Perché questa è pieghevole,
pieghevole e in ottone. Un oggetto che racconta di come in quel tempo ogni tecnologia, dalla più semplice a quella più sofisticata, fosse pensata per la guerra e per i soldati. Si adattava molto bene alle cose dentro sul zaino praticamente, per prendere poco posto sul zaino soprattutto. Alla fine era qui lo scopo, prendere poco posto sul zaino, perché i soldati sul zaino avevano il loro corredo. E vedere come a distanza di un secolo questa lanterna continua ad essere efficiente, ad aprirsi e comporsi in pochi e semplici movimenti, dà il senso della cura, anche nei particolari, per gli oggetti a corredo di chi combatteva. Ma perché noi dobbiamo ricordare con questi oggetti, secondo lei? Perché se noi ci dimentichiamo di tutto. Praticamente, come diceva prima, le grandi imprese, i sacrifici umani diventano inutili solo quando li si dimentica. Sagge parole quelle del signor Angelo. Allora continuate a segnalarci per tenere viva questa memoria gli oggetti, i vostri oggetti della Grande Guerra. Come sempre potete farlo con un SMS o WhatsApp al 340 321 8728 oppure scrivendo una mail a treviso@antena3.it. È stato presentato questa mattina il nuovo murales artistico che decora la parete esterna dello spazio donna Tina Anselmi di Treviso lungo la Restera in via Alzaia. L'opera è stata realizzata dalla classe terza B del liceo artistico di Treviso nell'ambito del progetto di alternanza scuola-lavoro e rappresenta la formazione di un puzzle colorato a significare l'importanza del fare squadra per raggiungere un obiettivo comune. A proposito di donne, domani è tutto pronto per la Treviso in Rosa di domani, che ha raggiunto, come abbiamo raccontato nei giorni scorsi, adesioni record, 16.314 iscritte, più 40% rispetto al 2017, 2 percorsi da 5 ai 9 km, partenza alle 9.30 da Viale Bartolomeo Dalviano. L'evento è organizzato dalla società Treviso Atletica e Corre Treviso con il patrocinio della LILT. Iscritte palestre, gruppi aziendali, interi corsi di yoga, pilates e zumba e anche scuole come il Duca degli Abruzzi. C'è chi festeggerà correndo l'addio al nubilato, chi approfitterà per ritrovare le compagne di scuola. Attenzione ovviamente alla viabilità, l'accesso in città per le auto sarà vietato a partire dalle 7.30 fino ovviamente alle cessate esigenze. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere. Ben ritrovati a un nuovo aggiornamento meteo. Permane una certa instabilità sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio del 6 maggio. Sul Veneto domenica mattina sarà più asciutto e anche soleggiato ovunque. Dal pomeriggio invece aumenteranno le nubi sui rilievi alpini anche con qualche acquazzone associato possibile fin verso le medio-alte pianure entro la serata. Temperature minime tra 14 e 17 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 25 e 28 gradi. Situazione del tutto simile sul Friuli Venezia Giulia, dove sarà buono al mattino con cielo al massimo poco nuvoloso. Col passare delle ore peggiora decisamente con piogge e locali temporali possibili soprattutto sull'Udinese. Temperature minime comprese tra 16 e 18 gradi, valori massimi piuttosto gradevoli tra 26 e 28 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. La situazione non cambia di molto, sarà più soleggiato al mattino con cielo in prevalenza sereno. Dal pomeriggio peggiora con rovesci e temporali piuttosto diffusi sulla nostra regione, localmente anche moderati. Temperature minime sui 14 gradi, valori massimi compresi invece tra 26 e 29 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.